Aż poj. No là, porjamolo. Ce la fa la foto? Aspetta, andiamo. Avanza appena presto. Avanza, Nico. A tutti.
mascherarmi da boe. E gli uomini come l'hanno presa questa cosa che... No, mi hanno accettato bene, comunque, perché l'unica donna, quindi sarò trattata meglio degli altri. E il ruolo del boys per una donna com'è in mezzo ai Merdule? Un po' difficile perché giustamente loro lo sanno fare meglio di me. Io seguo quello che fanno loro, comunque... E quali sono le indicazioni che ti hanno dato? Non saltare troppo, altrimenti mi stanno di più, e poi stare insieme agli altri, saltare, imitarli. Però ci sono delle regole dietro a questa maschera che bisogna seguire. Cioè il ruolo del boys qual è? È quello di farsi curare dal suo merdule, diciamo, di farsi aggiustare le sonaie per esempio, oppure di stare sottomesso, perché il merdule le accarezza la faccia come segno per stare attento, lo cura, diciamo. Quindi per una donna è un ruolo semplice, Sì, dico. abbastanza semplice. E chi è il tuo merdules? Il mio merdules è mio zio, però farò da sola, diciamo. E comunque non ci sono delle linee guida per il personaggio? No, cercare di imitare gli altri, fare al meglio quello che puoi. E c'è stata un'iniziazione che hai fatto? No, niente, mi sono mascherata, sono voluta andare insieme a loro e mi hanno accettato, mi hanno preso. Quanti anni è che lo fai? Questo è già il terzo. Terzo anno. E quindi vai di notte con loro alle feste? No, con loro di notte non mi vogliono purtroppo. Però quando si mascherano a Tana resto con loro. E vai. perché non ti vogliono di notte? Perché dicono giustamente che sono l'unica donna, quindi non sarebbe molto indicato. E tu non te la prendi? No, ormai. dispiace? No, non mi dispiace. L'importante, a me piace soprattutto farla a Ottana, perché è il nostro paese, quindi l'importante è quello, che mi prendano con loro a Ottana. Quindi quando vanno fuori tu non vai in trasferta? No. Che peccato. Però pazienza, Come ti l'importante è chiami? Ottana. Maddalena. Grazie. Prego. Scusa! Anche con la varicella fa il merdolo. Ehi! Ci rimango là, almeno 50-60 ragazzi sono venuti per fotografia con me. E così ho detto mi ne vado e basta. No, ci rimango là, ce ne sono tante da vedere. Ho detto mi ne vado. Allora le piace tutto. No, non è mio, questo non ce l'avevo, io l'avevo bello, il lavo proprio. E dov'è? Mio figlio l'ha perso. La lana, mettevo la lana nera io. La lana nera? Sì, questo non la mettevo. Poi il lavo, ma con questo non fa. Puoi cardarla? Mi l'ha dato, è troppo tardi, se no non l'avevo messa io a posto. È un'altra cosa. Ci arriva il grano. Va bene così. Prendevo una cosa. Ah, e adesso siamo qua. Quanti ore rimangono? Ok. Chiedo alle altre.
Grazie.